Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Intanto prima di cominciare vi invito, se ancora non lo avete fatto, a iscrivervi al mio canale YouTube e a iscrivervi al canale YouTube del Marietto Veneziano, di cui troverete il link in descrizione a questo video, così da darci il vostro sostegno per il quale vi siamo comunque sempre molto grati. Vediamo l'argomento di oggi, prosegue la carrellata legata ai chakra e a come armonizzarli e riequilibrarli. A nostro sostegno c'è questo bellissimo circuito che ha disegnato il Marietto Veneziano e che insieme appunto stiamo divulgando e spiegando come applicarli. Per la parte pratica su come appunto fare i vari passaggi di verifica e di attivazione e uso del circuito, vi rimando al video che appunto parla del terzo occhio, del chakra appunto Aina e sul canale del Marietto Veneziano, dove appunto vi mostrerà proprio passo passo come procedere alla sua applicazione. Vediamo insieme sia il circuito che alcune caratteristiche di questo chakra. Come ho già fatto per tutte le altre pillole legate ai chakra precedenti, vi illustro un pochino in che modo si manifestano i blocchi o gli eccessi legati a questo punto importante che regola appunto il funzionamento degli organi connessi a lui e come appunto porre rimedio. Il terzo occhio, o insomma la Ina Chakra, è collegato appunto, è situato qui esattamente ed è collegato agli organi di senso di quest'area, dunque è legato alla vista, all'ipofisi e a tutta la regione della testa in generale, non però la parte collegata alla gola e alle vie alte, che quello appunto appartiene al chakra della gola. Come si manifesta un funzionamento non armonico di questo chakra? Beh, in due modi. Intanto sappiamo che il terzo occhio è connesso alla nostra capacità di sentire, di percepire, viene chiamato appunto sesto senso in un certo senso, di percepire appunto in anticipo determinati eventi oppure comunque di ricevere gli stimoli a 360 gradi che possiamo appunto elaborare al di là dei sensi fisici veri e propri, perciò è di quello che è in grado di gestire la mente conscia. Infatti la mente conscia è capace di immagazzinare ed elaborare solo un determinato numero di stimoli, poi ci sono persone più forti da questo profilo, altre più deboli e dunque non è facile dare un'indicazione di media, ma rispetto agli stimoli, che sono anche milioni contemporaneamente, la mente ne può immagazzinare un 1-2%, dunque la mente conscia, ma non il nostro subconscio che invece percepisce proprio tutto. Il grado di elaborazione che noi facciamo di questi dati che riceviamo e di questi stimoli che riceviamo è collegato proprio alla nostra abilità, insomma al buon funzionamento del terzo occhio. Quando il terzo occhio è funzionante soltanto in parte, dunque ha dei blocchi o comunque delle difficoltà incespiche, tutto, allora la nostra percezione anche del nostro futuro, della nostra condizione ovviamente sarà negativa, sarà limitata, non riusciremo magari a vedere le soluzioni dei problemi che viviamo, rischiamo appunto di abbatterci moralmente e magari vivere stati di depressione e comunque di incapacità
di elaborare un pensiero critico valido, equilibrato, dunque potremmo diventare ipercritici anche verso noi stessi e questo poi debilitarci ulteriormente. Mentre invece quando il terzo occhio è in eccesso, per contro si elabora troppo, c'è un eccessivo consumo di risorse mentali che può sovraccaricare il sistema nervoso a cui il terzo occhio comunque è connesso. Pertanto alla lunga la nostra capacità critica nei confronti di noi stessi e degli altri prende il lato opposto rispetto a quello che abbiamo detto prima, dunque ci si spinge verso magari manifestazioni di egoismo ed egocentrismo. Detto questo, come riequilibriamo? Intanto è collegato a un colore in particolare, il colore indaco e con qualche sfumatura di viola e anche una nota musicale collegata al terzo occhio della nota La. Dunque ci aiuteremo con queste vibrazioni per portare in armonia il terzo occhio, ma prima vediamo il circuito della pillola di oggi, che è questo. Come sempre io ve lo spiego passo passo per come è strutturato, così che se non avete visto le pillole precedenti potete comunque apprendere il perché di questa struttura, di questa macchina radionica composta in questo modo. Diversamente, se l'avete già visto, rafforziamo il messaggio che avrete ormai appreso. Come vedete c'è una cornice, questa cornice è importantissima perché racchiude tutto quello che è compreso dentro la macchina radionica e permette a tutto appunto quello che è compreso di restare sempre pulito da energie esterne che possono appunto alla fine intaccare il buon funzionamento di questo circuito, motivo per cui spesso viene detto appunto che i circuiti hanno una data di scadenza. In realtà con questo stratagemma nessuna energia va a caricarsi oltre quelle che sono le emanazioni di onde di forma del circuito in sé e mantiene appunto il circuito perennemente sgombro da congestione di energie diverse da quelle che si suppone questo circuito debba infondere al testimone. Dunque è una garanzia di maggiore efficacia e semplicemente plastificando il circuito potremmo usarlo più e più volte per testimoni anche diversi, dunque se vorremmo dare una mano anche ai nostri familiari e ai nostri amici potremmo tranquillamente riutilizzare il circuito anche per loro, senza timore che sia saturato magari dalle energie che abbiamo rilasciato quando abbiamo usato il circuito per l'autotrattamento. Dunque l'importanza di questo stratagemma non è da poco. Abbiamo qua una struttura a 9 cerchi concentrici, abbiamo visto che il cerchio è un grande emanatore, comunque è molto utilizzato nei circuiti radionici e la presenza appunto di una struttura, di una geometria a cerchio favorisce l'applicazione del circuito poiché non richiede l'orientamento a nord, cosa che molto spesso si è sentito dire per altri circuiti. Comunque la presenza di questo cerchietto con dentro l'OM serve proprio a quello, dunque anche dove ci fossero geometrie diverse, la presenza di questo ci garantisce il buon funzionamento anche se non troviamo il nord o se non possiamo orientare il circuito. Continuiamo con la nostra analisi e vediamo che qua c'è il simbolo del terzo occhio, del chakra, appunto del sesto chakra, della Ina chakra. Allora, purtroppo la mia stampante è in bianco e nero e dunque ci ritroviamo qua delle sfumature di grigio, comunque corrispondono alle vibrazioni del colore indaco e viola che è utilizzato appunto per questo chakra. La simbologia dei due petali è molto interessante e va ben al di là
quello che possiamo brevemente dire, ma si riconnette ad altri significati che troverete comunque nel mio canale cercando la legge della dualità e altre circostanze in cui spiego che un equilibrio si basa sul superamento degli opposti. Dunque abbiamo il petalo a sinistra che ci parla della parte femminile, intuitiva di noi, il petalo di destra collegato alla nostra mente razionale, e dunque abbiamo anche qui la presenza di entrambi, ma il buon funzionamento del terzo occhio prevede l'equilibratura delle polarità. Dunque maschile e femminile, ricordiamoci comunque in alcune simbologie oltretutto è presente un triangolo verso il basso. In effetti il triangolo verso il basso rappresenta il femminile sacro, e il terzo occhio, proprio perché è connesso all'intuito, corrisponde, insomma, si può associabile all'aspetto femminile della nostra qualità animica, che comunque ci parla appunto delle connessioni con l'inconscio, la capacità di presentire, di entrare in contatto con le energie altre rispetto alle nostre. Dunque traiamo un grande giovamento anche dal simbolismo e dalla vibrazione del simbolo che poi viene emanato sul testimone grazie ai 9 cerchi. C'è presente anche una stringa numerica che è in sovraimpressione e che è stata estrapolata dal Marietto veneziano proprio per portare armonizzazione al terzo occhio, al chakra Aina chakra. Allora, visto questo, vi invito a stamparli. Trovate questo PDF completamente gratuito dove sono raccolti tutti i circuiti collegati ai chakra, all'armonizzazione dei vari chakra. Lo trovate nella sezione PDF gratuiti nel sito www.ilcapitano.altervista.org. Dunque andate pure, scaricatevi la vostra copia che è completamente gratuita. Per le spiegazioni di utilizzo vi rinnovo l'invito a visitare il canale del Marietto veneziano, dove passo passo vi mostra come mettere in uso i vari circuiti e quali sono le verifiche da fare prima e dopo, e li trovate appunto in una raccolta che ha fatto sul suo canale. Anche io farò una playlist così che vi agevolerò nella ricerca dei video e non dovrete cercarli in mezzo ad altri che magari sono collegati ad altri argomenti. Detto questo, vediamo come insieme al circuito, nel caso in cui riveliamo delle carenze legate al terzo occhio, magari perché riconosciamo nella sintomatologia che ho spiegato all'inizio qualcosa in noi che entra in risonanza con noi e dunque ci accorgiamo che c'è da fare qualche correttivo, possiamo appunto supportare il lavoro radionico con una meditazione. Io sono sempre dell'idea che oltre ai rimedi di natura passiva, che sono appunto per esempio i rimedi radionici o qualsiasi altra modalità che preveda un'influenza esterna attraverso le onde di forma, ma anche con altre modalità e che influenzino il nostro corpo eterico e il corpo astrale, sia comunque sempre opportuno lavorare in prima persona. Ricordiamoci che tutto quello che noi conquistiamo con le nostre forze resta nostro. Questa capacità dunque che acquisiremo di lavorare sui nostri chakra, di imparare a connetterci con loro e a sentire il loro stato, magari anche visualizzandoli, chiedendo appunto di vedere in che condizioni sono, ci permette di entrare sempre più a fondo in connessione con noi stessi, e questo è un tesoro inestimabile che invito tutti a coltivare e a prendersene cura. Vediamo dunque come procedere. Al solito assumeremo una posizione comoda,
ci rilasseremo, non dovremo però essere troppo rilassati perché non dobbiamo scivolare nel sonno. È chiaro che se ci addormentiamo dovremmo ripetere tutto. Procediamo dunque in una modalità più articolata rispetto alle precedenti meditazioni legate agli altri chakra e questa volta faremo una parte ad occhi diciamo socchiusi e poi utilizzando anche le mani e il resto invece saremo appunto rilassati, abbandonati e sarà soltanto tramite la visualizzazione che opereremo. Bene, al solito qualche respirazione per sgombrare la mente e liberarci da pensieri diversi rispetto a quelli che dobbiamo appunto avere di attenzione nei confronti del terzo occhio. Percepiamo il respiro che entra ed esce e socchiudendo gli occhi fisseremo la punta del naso. Come ho detto, il terzo occhio è collegato agli occhi, dunque è una stimolazione, essendo proprio in questo punto, è una stimolazione molto importante che possiamo fare e possiamo magari associarlo con la respirazione. Dunque, magari inspirando guardiamo la punta del naso, espirando riportiamo gli occhi nella posizione normale. Lo facciamo per almeno 7 volte, poi chiuderemo gli occhi e ci concentreremo solo sulla respirazione. Porteremo la nostra coscienza, molti già quando immaginano chiudendo gli occhi dove risiede la loro consapevolezza, molti la visualizzano all'interno della testa. Qualcuno mi ha fatto notare che la visualizza altrove, ma la stragrande maggioranza si trova nella testa quando chiude gli occhi. Dunque ci troviamo già nel punto giusto per quello che riguarda l'armonizzazione di questo chakra. Visualizziamo le energie che fluiscono dalla terra e dai regni superiori, entrando dalla corona e dal chakra della sussistenza, il primo chakra, il chakra della radice, e questa energia fluisce a doppia mandata come una strada a due sensi e a due direzioni, verso in alto e in basso. A questo punto portiamo la nostra attenzione al terzo occhio e visualizziamo appunto che la luce si concentra in quella regione, in questo punto, e questa luce assume una sfumatura indaco tendente al viola. Mi raccomando, una sfumatura, inondiamo di luce questo punto e se riusciamo e abbiamo un orecchio musicale possiamo portare la vibrazione della nota La qui, in questo punto. Manteniamo la visualizzazione abbastanza a lungo, è utile far vibrare l'Om in questa posizione, immaginare di inserirlo qui e poi, come vi dicevo, useremo le mani. In che modo? Posizioneremo i pollici all'altezza delle orecchie qua, dove c'è, non dentro, ma dove c'è la cartilagine che forma una specie di ansa triangolare. L'indice lo posizioniamo qua, verso gli occhi, i medi a lato del naso, qui a questa altezza le altre dita e le ultime le appoggiamo qua. Vi chiederete, è pazza? Perché lo fa? Semplice, abbiamo tantissimi meridiani che scorrono nel viso, dobbiamo immaginare che quelli principali passano qui, girano così, e lo potrete cercare su internet, ci sono delle immagini sui meridiani del nostro corpo, in particolare quelli della testa, poi arrivano alle orecchie, discendono, è un po' come il trigemino, in effetti corre parallelamente per un po' ad alcuni meridiani e poi altri che scendono, arrivano qui. Dunque noi li andiamo a stimolare leggermente con le dita, la pressione deve essere delicata, non è che dobbiamo schiacciare, ma quel tanto che basta per lasciare attivare alcuni punti importanti.
che sono collegati, perché passano da qua, sono collegati al terzo occhio. Facendo così noi diamo una stimolazione ulteriore, oltre a quella che abbiamo fatto guardandoci la punta del naso. Il resto lo faremo con la nostra immaginazione e dunque la luce e la vibrazione dell'Om e della nota La. Magari l'Om potremmo cantarlo con la nota La dentro la nostra mente. Un'ultima cosa, faremo questa cosa per almeno 7 respirazioni profonde, poi ci rilasseremo e rimarremo nella luce indaco più a lungo possibile. Finito questo, insomma, quando riteniamo saremo benissimo liberi di riaprire gli occhi e tornare alle nostre attività. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino a qui, vi rinnovo l'invito a iscrivervi al canale del Marietto Veneziano se non lo avete ancora fatto, di iscrivervi anche al mio canale se non l'avete ancora fatto. Sappiate che è importantissimo per noi il vostro sostegno, è un incoraggiamento al nostro lavoro. Pensate solo a quanto materiale divulghiamo completamente gratuitamente. Se ci fate questo dono di iscrivervi al canale, ve ne siamo immensamente grati. Veniteci a trovare anche su Facebook. Noi abbiamo 2 gruppi che si chiamano I Cassi Sacerdotali e Magie, Sibille, Radionica, Tarocchi e Radiestesia, scusate. Dunque vi aspettiamo anche lì, dove gli scambi sono quotidiani, rilasciamo molte cose interessanti e passiamo un po' di tempo insieme. Se vi fa piacere, il lunedì sera ci raduniamo ogni settimana alle 20:30 su Telegram. Anche questo indirizzo lo troverete in descrizione. Vi ringrazio di vero cuore per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Un grande abbraccio dalla vostra Hildegarda. A presto!